Con meno clamore dell'anno scorso, quando il piazzale della stazione di Venezia era gremito di troupe televisive internazionali e a Piazzale Roma si svolgeva una manifestazione di protesta, il contributo d'accesso torna anche per il 2025, con due novità. Le giornate in cui sarà in vigore passano da 29 a 54, iniziando con un blocco unico che va dal 18 aprile al 4 maggio e poi ogni venerdì, sabato e domenica fino al 27 di luglio, ed un prezzo che varierà dai 5 ai 10 euro a seconda di quanti giorni prima ci si prenota. Se prenoti prima paghi di meno, se prenoti gli ultimi 3 giorni rispetto a quello in cui devi venire o il giorno stesso paghi 10 euro. Non è escluso che un domani non si possa addirittura pensare a una tariffa più alta o più bassa in base al numero di prenotazioni per quel giorno e quindi al maggior numero di prenotazioni una tariffa più alta. Confermate tutte le esenzioni, con in più il fatto che ai residenti in Veneto non sarà richiesta neanche l'autocertificazione, ma non tutti arrivano a Venezia dal Veneto. È un po' sotto shock per i 10 euro la turista londinese e si augura che i soldi siano spesi per la salvaguardia di Venezia. It was a surprise for me. Stessa reazione dalla visitatrice brasiliana e per quanto sia stato pubblicizzato sono molti anche gli italiani sorpresi dal contributo d'accesso. Quanto avete speso? 60 euro, vabbè. Se lo usano per l'infrastruttura bene, se no... 20 perché lui è inferiore ai 14 anni. Cosa ne pensa del ticket? Per me è la prima volta, ecco, sono andata anche in altre città e non si è mai pagato, quindi non so. E anche perché poi si girerà anche qui in città e si spenderanno anche altri soldi. Ma quanto spende e guadagna il Comune di Venezia col contributo d'accesso? L'assessore al bilancio Michele Zuin parte dai numeri del 2024. 2 milioni e 7 è quello che abbiamo speso e ricavato sui 2 milioni e 4, una cosa del genere. E quest'anno prevediamo di fare 1 milione e mezzo diciamo, di avanzo, ma sempre a confermare che non è un fare cassa, utilizzeremo questi soldi per tenere più basse le bollette Veritas dei veneziani. Quest'anno non ci sono state ancora manifestazioni di dissenso, ma è anche vero che il concetto di pagare per entrare in un'area pubblica, anzi in un'intera città, rimane questione dibattuta. Per il Comune invece il contributo d'accesso è il primo provvedimento concreto di contenimento turistico. Noi siamo gli unici al mondo a provare a metter mano sul tema dell'overtourism in questa maniera e ci stiamo appunto provando con grandissima umiltà, sapendo che però il mondo questa misura la sta capendo moltissimo. Sta capendo moltissimo tranne qualche comitato veneziano che purtroppo non capisce, ma questi non sono problemi nostri.